Buongiorno a tutti. La Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona ha origini molto antiche, perché già nel 1797 a Verona era nota la presenza di un gruppo musicale, la famosa Guardia Sedentaria Veronese, che istituiva la Banda Nazionale Veronese, che nel 1837 prendeva il nome di Banda Città di Verona. Siamo quindi un gruppo musicale molto, molto antico, perché la nostra origine deriva direttamente dalla Banda Cittadina di Verona, che agiva per conto del Comune di Verona per le manifestazioni di tipo patriottico, per le celebrazioni che potevano essere utili a rappresentare il Comune di Verona. Uno degli importanti cambiamenti che sono avvenuti è stato nel 1975, quando alla guida della Banda Cittadina di Verona è arrivato il maestro Mario Pezzotta, un trombonista primo trombone dell'Orchestra La Scala di Milano e insegnante al Conservatorio di Verona. Da quel momento il gruppo ha cambiato completamente il proprio repertorio musicale, passando all'esecuzione della musica jazz. È stato un cambiamento fondamentale, perché a quel tempo nessun gruppo musicale a Verona eseguiva la musica jazz, per cui diciamo che siamo stati degli antesignani ad eseguire questo tipo di repertorio. Da allora la Banda Cittadina ha cambiato anche denominazione, diventando prima Banda Ritmo Sinfonica Città di Verona e poi Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona, che è la denominazione che attualmente il gruppo ha. E un pochino delinea quello che è le caratteristiche del gruppo, cioè quello di eseguire un repertorio prevalentemente di tipo jazzistico, cioè di un repertorio di musica afroamericana. La Big Band ha al suo attivo numerose collaborazioni con jazzisti anche di spessore, come Riccardo Brazzale, Salvatore Maiore, Zorzella, Mauro Negri, Bob Monisolo. Abbiamo suonato a Jazz Italia, abbiamo suonato al Teatro Romano, abbiamo inciso diversi CD, e quindi abbiamo, per così dire, cercato di sviluppare sempre questo tipo di repertorio, mantenendo sempre ferma come dire, il nostro proposito, che è quello di creare un gruppo che da un lato possa agire in maniera da eseguire un repertorio che sia originale e che sia quindi, per così dire, che ci caratterizzi, ma che dall'altro anche possa rappresentare un punto di aggregazione, anche proprio per il fatto di essere molto originali in quello che facciamo. La Big Band non ha solo un aspetto, per così dire, artistico, ma anche un aspetto di sviluppo dal punto di vista come dire, della sua attività in senso didattico. Quindi noi abbiamo collaborato anche con il Comune di Verona per quanto riguarda il progetto Rete Musica, una collaborazione dedicata alle scuole secondarie di primo e secondo grado, nello sviluppo di repertori che potessero in qualche modo essere una proposta musicale di vario tipo nei confronti delle giovani generazioni. Quindi diciamo un'associazione che spazia un po' che ha la sua, come obiettivo, non solamente il fatto di eseguire della musica, ma anche quello di diffonderla, di farla imparare, di farla anche conoscere e di farla apprezzare. Da ultimo, nel nostro gruppo, da circa 5-6 anni, è attiva una orchestra, un gruppo di giovani, si chiama Ritmo Sinfonico Jazz Lab, un'orchestra di giovani ragazzi che noi ci auguriamo possa essere una fucina per i prossimi strumentisti che andranno a far parte della nostra associazione, della nostra Big Band. Questi mesi non sono stati facili, come sappiamo bene, sono stati dei mesi che ci hanno messo a dura prova, come hanno messo a dura prova tutte le
le associazioni musicali, le bande musicali fatte di volontari come siamo noi. Il Covid la prima cosa che ha fatto, ci ha impedito di poter fare le prove in presenza all'interno della nostra normale sede, perché noi abbiamo una sede dove proviamo tutti i lunedì, che è localizzata nelle scuole Mazza, a Borgo Rome via Udine. Questa sede per noi era inadatta a poter proseguire le prove perché non ci permetteva di rispettare quelle che sono le regole normali del distanziamento che tutti conosciamo. Quindi all'inizio c'è stato ovviamente un disorientamento, un capire bene quello che si poteva fare. Poi però abbiamo anche cercato di mantenere un pochino la nostra attività. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato un'alternativa, cioè siamo andati alla ricerca di spazi che ci permettessero di provare e di continuare le nostre prove di musica rispettando le regole imposte dalla pandemia. E quindi abbiamo trovato la possibilità di andare a provare in spazi più larghi dove si poteva stare a giusta distanza. In questo modo siamo riusciti a mantenere una buona presenza, siamo riusciti a continuare le nostre prove in presenza, il che si è concretizzato, anche se nel 2020 purtroppo c'è stato un calo molto molto consistente degli impegni musicali e dei concerti, però noi siamo riusciti a mantenere quello che per noi è la cosa più importante, che è il nostro concerto di Natale, che noi nel tempo di Natale facciamo sempre per conto del Comune di Verona, che ci sponsorizza non solo dal punto di vista della presenza, ma anche dal punto di vista proprio del sostegno economico. E siamo riusciti quindi a fare il nostro concerto di Natale numero 24, mi pare, o 25, speriamo di non sbagliare, che quest'anno si caratterizzava per l'esecuzione di standard jazz. E questo concerto come si è svolto? Si è svolto al Teatro Camploi in diretta streaming, è stata una diretta video che noi siamo riusciti a concretizzare e a diffondere a tutta la cittadinanza veronese. L'esperienza è stata da un lato molto particolare perché il Camploi era vuoto e c'eravamo solo noi sul palcoscenico, 32 persone al massimo sul palcoscenico e noi eravamo in 32, però la visione è stata assolutamente, come dire, confortante, perché noi siamo riusciti ad avere circa 3.000 visualizzazioni, che non sono state 3.000 visualizzazioni di 5 minuti, ma che sono state 3.000 visualizzazioni che sono durate più di 5 minuti. Vuol dire che il nostro evento è stato ben considerato ed è stato gradito. Per noi è stata un grosso risultato, primo per cercare quindi di non perdere quello che è un appuntamento fisso, secondo perché per noi il fatto di poter suonare, il fatto di poter essere presenti, il fatto di poterci in qualche maniera farci sentire ed essere quindi presenza ancora viva in questa città che ci conosce bene e che ci apprezza e che ci aspetta è stato molto importante. Farlo ha voluto dire anche, prima di suonare, fare il tampone a tutti i colleghi, a tutti i musicisti, per suonare in sicurezza, poi rispettare le distanze e quindi eseguire questo concerto. Adesso siamo fermi, stiamo aspettando di diventare finalmente gialli, per cui si riuscirà finalmente a ritrovarsi e a ricominciare a provare, e questo sarà sicuramente motivo di grossa, come dire, di una motivazione nuova per andare avanti in quella che è la nostra attività principale. Buongiorno a tutti. Quale repertorio eseguite con la Big Band? È una bella domanda. Allora, sarebbe più giusto quali repertori, perché in 24 anni di concerto di Natale che abbiamo svolto tra il Teatro Camploi e la Gran Guardia, da quando sono io direttore, però prima c'era il concerto tradizionale con i maestri che mi hanno preceduto, i sommi maestri come Renzo Nardini e Mario Pezzotta, che ha nominato appena adesso il presidente Paolo Girardi. Ogni anno noi eseguiamo un repertorio diverso, per cui l'anno scorso al concerto di Natale, che ha nominato Paolo, abbiamo eseguito
le canzoni tratte dai musical dei grandi compositori americani, ed è stato molto soddisfacente, anche se difficile, perché visto il periodo, come tutti quanti abbiamo vissuto, sappiamo che i teatri purtroppo sono chiusi. E invece adesso, come nuovo repertorio, abbiamo un programma molto ambizioso, una figura importante, eclettica del Novecento, che risponde al nome di Frank Zappa, un compositore, un chitarrista dedito alla musica totale, cioè non c'è un genere ben preciso, o meglio, comprende tutti i generi, dalla musica rock alla musica etnica, dalla musica jazz alla musica contemporanea. La nostra big band ha delle sezioni particolari, non è una classica big band formata da sax, trombe, tromboni e sezione ritmica, ma anche corni francesi, clarinetti, flauti, basso tuba, glockenspiel, è una formazione di 40 elementi, per cui ha proprio le caratteristiche giuste per assaporare, passare un concerto che sarà intitolato Natale con Zappa. Gli arrangiatori sono Ambrogio De Palma, che ha vinto due volte il premio Barga Jazz come miglior arrangiatore italiano, Daniele Rotunno, che è il nostro pianista, e Giordano Bruno Tedeschi, il nostro primo trombone, che sono i 3 arrangiatori che stanno già lavorando al repertorio nuovo, che, come dicevo prima, è molto ambizioso perché è complesso. Avremo degli ospiti, un ospite che sarà un chitarrista e cantante, che farà anche un mini set dedicato al repertorio più rock cantato, con la sezione ritmica della big band, con basso, batteria, chitarra e tastiera. E un suonatore di marimba, che risponde al nome, un nostro amico, un maestro della marimba, che è Michele Pachera. Ecco, progetti per il futuro. Questo è il futuro, cioè il concerto dedicato a Frank Zappa. Poi, naturalmente, speriamo che il futuro ci riservi la possibilità di riprendere le prove, perché adesso, nel presente, noi stiamo facendo le prove, naturalmente, che riguardano le prove online, cioè stiamo un po' lavorando sull'improvvisazione, ogni settimana analizziamo dei brani dal punto di vista armonico, ritmico, melodico, e ascoltiamo gli arrangiamenti che a mano stanno realizzando i nostri arrangiatori. Questo lunedì appunto ci sarà Ambrogio De Palma che ci presenterà un brano intitolato G-Spot Tornado, che è un capolavoro di Frank Zappa, che è stato ripreso più volte anche con un modern ensemble in uno degli ultimi concerti che fece prima purtroppo di scomparire, sfortunatamente. E altri progetti per il futuro, naturalmente noi ci dedichiamo sia al nostro repertorio che alla città del jazz, che è il titolo che ho dato io prendendo spunto dalla traduzione del film New Orleans, che era ambientato appunto a New Orleans, ma Verona è una città del jazz perché ci sono tantissime figure che suonano questa musica, che sono appassionati di musica afroamericana, di jazz, di improvvisazione, tutti gli stili. E negli ultimi 2 anni abbiamo pensato di chiamare i giovani del jazz, perché da un po' di anni è una realtà, nei conservatori ci sono dei corsi di jazz con degli insegnanti, dei dipartimenti, sia per strumenti che per storia della musica, improvvisazione, analisi, e questi bravissimi insegnanti portano i loro studenti, che solitamente sono di grande talento, e fanno dei set meravigliosi dove possono far sentire le improvvisazioni, lo studio degli stili musicali, e li presentano di solito al Teatro Camploi. Per cui la città del jazz, speriamo, quando riapriranno i teatri, speriamo il più presto possibile, perché non si può stare senza musica dal vivo.